Martedì 21 maggio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Allora, oggi vedremo come cambia la tassazione agevolata per le imprese del Sud. E ancora, denunciare pizzo e mafia si può, questa è la battaglia della federazione anti-racket che ospiteremo tra poco. E poi alcune proposte di turismo accessibile tra la playa di Catania e Mondello di Palermo. Ma prima di tutto le notizie di cronaca: auto blu tra shopping, arancini, veterinario, nuovi guai, insomma, per l'ex presidente dell'Assemblea regionale Miccichè, che è indagato per peculato. Il deputato regionale si difende, posso spiegare tutto, si tratta, dice, dello stesso assalto mediatico che ho subito un anno fa. Posso spiegare tutto, anche le frasi colorite. Gianfranco Miccichè non ci sta a fare la figura del politico che si approfitta dei benefit pubblici e li usa come se fossero privati. Io e il mio staff abbiamo sempre lavorato ed agito con la massima trasparenza e rigore. Sono pronto a chiarire tutto davanti agli organi competenti, dice in una dichiarazione ufficiale l'ex presidente dell'Ars, indagato per peculato, truffa e false attestazioni. Alla finanza gli ha notificato un divieto di dimora a Cefalù, dove è residente, e gli ha sequestrato poco più di 2.000 euro, che sarebbero i costi che l'Ars ha sostenuto per il suo illegittimo uso dell'auto blu. Indagato anche il suo autista Maurizio Messina, al quale Miccichè avrebbe firmato missioni mai realizzate, 76 in tutto, che gli avrebbero fruttato oltre 10.000 euro. Ma l'ex presidente dell'Ars nega tutto. Mai portato il gatto dal veterinario con l'auto blu? Questo è certo, se ci sono stati altri episodi saranno chiariti. Ho la sensazione che questa vicenda, dice, sia la prosecuzione del massacro mediatico che ho subito qualche mese fa. Si riferisce chiaramente anche all'indagine dei pubblici ministeri di Palermo di un anno fa, che condusse agli arresti domiciliari dello chef Mario Di Ferro, accusato di aver procurato cocaina all'ex presidente, che poi ammise di averne fatto consumo in passato. Lui non era indagato e tentò anche di difendere Di Ferro. Miccichè era tornato alla ribalta politica intanto 10 giorni fa, dopo un lungo isolamento, dopo la notizia del suo impegno a sostenere il candidato Forza Italia alle europee nell'isola, Marco Falcone, con il quale i rapporti sono tornati buoni dopo i dissidi del passato. Infine, Miccichè contesta anche la misura del divieto di soggiorno a Cefalù. Sinceramente non capisco perché Cefalù, lì c'è casa mia dove vivo e dove sono residente, dice all'Ansa. L'auto blu raggiungeva quella cittadina solo per venirmi a prendere a casa e portarmi in assemblea, conclude. A Catania, stallo al Consiglio Superiore della Magistratura sulla nomina del nuovo procuratore capo. Lo determinano il gioco delle correnti e le ingerenze della politica. È per questo che le associazioni si mobilitano e chiedono l'intervento di Mattarella. La nomina del nuovo procuratore di Catania è in stallo. La quinta commissione al CSM non riesce a fare sintesi sul successore di Carmelo Zuccaro. I nomi in lizza circolano da settimane, con un borsino in continua evoluzione. In poi ci sarebbero i procuratori aggiunti etnei Sebastiano Ardita, Ignazio Fonso e Francesco Puleio, e poi il capo della procura di Potenza Francesco Curcio. Alla base dello stallo ci sarebbero la logica del solito gioco di spartizione delle correnti e i veti incrociati della politica, così come conformato da più fonti interne al CSM. Al Consiglio ci sono due componenti laici che seguono con interesse questa nomina, entrambi di Fratelli d'Italia. Uno di loro è Felice Giuffre, professore universitario a Catania, favorevole alla nomina di Ardita. Il magistrato infatti ha un trascorso giovanile con il Fronte della Gioventù e fu indicato come candidato a sindaco di Catania prima di Trantino. Alla radice dell'ostilità però c'è soprattutto il ruolo di spicco in autonomia e indipendenza, fondata assieme ad altri 3 fuoriusciti dalla corrente di destra di magistratura indipendente, e lo stretto legame che Ardita ha con Nino Di Matteo, che non ha mai nascosto il suo feeling con il Movimento 5 Stelle. Da qui il presunto non gradimento di Ignazio La Russa. Così l'altro laico, Rosanna Natoli, avvocato di Paternò, sarebbe orientata su Ignazio Fonso, mentre il togato catanese Marco Bisogni spingerebbe per Francesco Puleio. Curcio invece sarebbe molto stimato dal procuratore antimafia Giovanni Melillo. Sullo stallo e sulle presunte ingerenze si mobilitano le associazioni che hanno organizzato un presidio di fronte al Tribunale e chiedono l'intervento di Mattarella. Il principio costituzionale dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, sancito dall'articolo 104 della Costituzione. Non è tollerabile che esponenti politici o singoli partiti possano e vogliano intervenire sulle nomine del Consiglio Superiore della Magistratura. Il relatore della commissione del CSM interessata in settimana tornerà a chiedere il voto che è saltato giovedì scorso.
A Favara, nell'Agrigentino, svolta nelle indagini dell'omicidio del commerciante di automobili Francesco Simone, ucciso nello scorso dicembre nella sua abitazione. I carabinieri hanno arrestato il presunto killer, un vicino di casa che avrebbe sparato al culmine di contrasti appunto di vicinato. Al mattino del 7 dicembre scorso 3 colpi di pistola hanno infranto il silenzio nelle campagne di Favara, in una zona isolata e poco abitata contrada Poggio Muto. I proiettili uccisero un commerciante di automobili di Favara, Francesco Simone, 69 anni. Adesso i carabinieri del comando provinciale di Agrigento, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice del Tribunale di Agrigento, hanno arrestato Stefano Nobile, 58 anni, di Favara, ritenuto responsabile dell'omicidio. Stefano Nobile è stato un vicino di casa di Simone, non risiede stabilmente a Favara e avrebbe sparato al culmine di banali contrasti di vicinato. Più in particolare sarebbe insorta una contesa sulla gestione e sull'uso di una strada e di un cancello che consentono l'ingresso alle rispettive abitazioni rurali. Francesco Simone fu freddato alla sprovvista, intento a lavorare nel suo appezzamento di terreno. I carabinieri, che hanno sostenuto le indagini coordinate dalla Procura di Agrigento, ritengono che gli indizi di colpevolezza raccolti a carico di Nobile siano gravi e concordanti. È venuto il momento della rassegna stampa regionale con Angelo Gagliano. Allora, cominciamo con la Sicilia di Catania, la prima pagina, ma poi andiamo subito nelle pagine interne per leggere abuso dell'auto blu, Miccichè nei guai, e leggiamo subito l'auto blu per il gatto e la cocaina, peculato, Miccichè ancora nei guai, inchiesta di Palermo per l'ex presidente dell'ARS, ha disposto il divieto di dimora a Cefalù. C'è la reazione di Miccichè: provano ad affondarmi, resisto, ma quando finirà? Miccichè dice: ho letto le carte 4 volte, non capisco dov'è il reato. Questa è la sua reazione. E poi ancora, vedete, automobile blu, siamo su Repubblica Palermo, per il gatto e il domestico, sospetto cocaina, l'Audi istituzionale usata come un taxi, 33 viaggi illeciti sulla tratta Palermo-Cefalù per un danno di 2.138 euro. E poi leggiamo ancora indagini, l'ultima di Miccichè, la procura contesta i reati di peculato e truffa aggravata. Ancora si legge per l'appunto sulle pagine interne di Repubblica, l'ex presidente dell'ARS per l'uso del mezzo di servizio. Ma leggiamo anche la Gazzetta del Sud, Miccichè nella polvere, il potere al tramonto, il GIP gli ha imposto il divieto di dimora per l'uso spregiudicato e disinvolto dell'Audi assegnata dall'ARS agli ex presidenti, il suo autista indagato per truffa. Ma la notizia poi trova riscontro anche sulle pagine nazionali, siamo ad esempio sul Corriere della Sera, l'auto blu per il gatto, il caso Miccichè, divieto di dimora all'ex presidente del Parlamento siciliano, i PM in pescheria dal veterinario, 33 utilizzi indebiti vengono segnalati. Poi ancora sulle pagine nazionali siamo su Repubblica, eccolo qui, in auto blu anche dallo spacciatore, scrive Repubblica nell'edizione nazionale, però Miccichè indagato per i viaggi illeciti, le accuse dalla truffa al peculato, la procura nega il permesso di dimora nella sua casa di Cefalù, l'ex ministro pronto a chiarire. Poi ci sono una serie di intercettazioni, stai tranquilla, sui controlli sul peculato ce la possono direi bippare quasi altamente. E poi ho sistemato pure il gatto sul sedile, io ho detto di no, dobbiamo fare solo casa, chiesa e ufficio. Insomma ci sono tantissime intercettazioni che vengono riprese, però questi diciamo, sono gli approfondimenti delle pagine interne. Siamo partiti dalla Sicilia per arrivare a leggere chiaramente poi tutte le altre pagine. Torniamo sulla prima pagina della Sicilia. Intanto la fotonotizie, vedete, balle solidali, foraggio bruciato dalla siccità, arrivano i rifornimenti di Coldiretti, in Sicilia centinaia di stalle senza acqua, ce ne siamo occupati proprio nel TG nella giornata di ieri. Poi ancora Catania, febbre rossa-azzurra, aspettando un miracolo, in 20.000 stasera al Massimino per la sfida con l'Avellino. Questo è diciamo, l'approfondimento sportivo, ci torneremo fra non molto. Ma intanto sempre sui quotidiani
regionali. E restando sulla Sicilia, vedete, Antimafia Nazionale accanto alla FAI, i boss non ci hanno mai fatto paura, Anni Scemi, Colosimo scuote coscienze sul racket, procuratore De Luca, servono uomini, ne parleremo più avanti. E poi il dramma delle campagne, le campagne, gli allevamenti assetati, arriva il fieno della solidarietà, allarme Coldiretti, la produzione in calo di oltre il 70%, quindi la situazione davvero drammatica. La cronaca, leggiamo, ucciso per una questione di vicinato, abbiamo sentito il delitto di Favara, alla base dell'omicidio del commerciante d'auto ci sarebbe la contesa sull'utilizzo di una stradina confinante tra le case di campagna della vittima e dell'assassino. E poi ancora altre notizie, ammazzò la figlia, no alla perizia a giugno, la requisitoria dei PM, riferimento chiaramente al delitto avvenuto a Mascalucia. E poi l'eredità, gli spaghetti killer, la pronipote di Maria a processo. Non abbiamo ancora finito, perché sulla pagina di Catania vi segnalo la circonvallazione, ecco gli autovelox. Da oggi l'installazione delle 5 apparecchiature blindate nel tratto critico. Verranno collocati nei pressi della cittadella, sarà il comune a comunicare quando entreranno in funzione. Questo è importante, cioè non sono ancora in funzione. Ancora non sono in funzione e stanno provvedendo alla loro attivazione. Torniamo di nuovo ad occuparci di fatti a carattere regionale, siamo adesso sul giornale di Sicilia. L'auto blu di Miciche fra Arancine e Veterinario, la vettura istituzionale usata per fini privati, l'intercettazione scomoda, vedete qui con i puntini, nei guai pure l'autista per falso. E poi il politico si difende, mai portato il gatto su quella macchina, contro di me una aggressione. Buca Killer spunta un filmato sulla drammatica morte di Fuschi. Ieri sono stati celebrati i funerali dell'uomo, la moglie ce l'hanno ucciso, grazie alle telecamere di un immobile. In città crescono intanto le voragini, si tenta di riparare quelle più pericolose, il traffico va in tilt a Palermo. Poi la fotonotizia, vedete, con il Palermo rosanero sconfitti ma nulla è perduto, playoff di Serie B, il Venezia passa al Barbera per 1-0, adesso si fa difficile per la squadra rosanero, servirà una vittoria con 2 gol di scarto per poter pensare di andare in finale. E poi in Serie A qualcosa di incredibile, da 3-0 a 3-3 c'è la rimonta Juve a Bologna, le due squadre restano appaiate a questo punto al terzo posto in chiave Champions, ma entrambe sono comunque, diciamo, qualificate. Vediamo le altre notizie da Repubblica Palermo. Eccolo qui, ci siamo già occupato della vicenda Miciche, lo scandalo, vediamo ancora nelle pagine interne, prof e allievi fittizi esposto su Euroform a procura, assessore e forze dell'ordine. E adesso andiamo a vedere fra non molto, ma sempre in tema di mala movida, restiamo a Palermo, alcol abusivo alla Vucciria, vigili aggrediti dagli ambulanti. Questo è quanto accaduto. Vedete invece per il calcio, già visto, vince il Venezia, la strada del Rosenero adesso è in salita. Abbiamo detto delle notizie, gli approfondimenti nelle pagine interne. Alla Vucciria, ad esempio, scontri per l'alcol abusivo, gli ambulanti aggrediscono i vigili, sono stati sequestrati 3 banconi con 100 bottiglie e apparecchiature per discoteca da strada. Dopo le 22 il divieto di vendere drink fuori dai locali, multe fino a 1.000 euro nella zona tra via La Lumia e piazza Magione. Questa è una foto di quello che propone, diciamo, la Movida a Palermo. E sempre nelle pagine interne su Palermo, vedete, i carabinieri bloccano la corsa clandestina, sono state denunciate 9 persone. La manifestazione si stava svolgendo nell'ippodromo ricavato fra gli ulivi a Triscina nel Trapanese, quindi diciamo siamo sempre sulle pagine interne di Repubblica. Diamo anche un'occhiata alla Gazzetta del Sud prima di fare un appendice di carattere sportivo questa mattina. La prima pagina della Gazzetta
Gazzetta, perché ricorderete la vicenda Nemo Sud, 5 indagati dalla GIP, i difensori vicenda chiara, tutta gestita tra Policlinico e la Regione, gli interrogatori per l'inchiesta sull'attività del centro clinico di riabilitazione dell'ospedale Martino. Poi ancora, vedete, ci sono già chiaramente le notizie che ci riportano ai fatti nazionali e internazionali, di cui ci occuperemo poi fra non molto. Tutti morti nello schianto dell'elicottero, i piani dell'Iran senza Raisi non cambiano, e poi l'AIA chiede l'arresto per Netanyahu ma anche per Sinwar, crimini di guerra contro l'umanità, presidente israeliano ma anche il leader di Hamas, leader insomma riconosciuto di Hamas. Pagine interne per quanto riguarda la Gazzetta del Sud. Torniamo ad occuparci della vicenda Nemo Sud, vicenda assolutamente cristallina. Il neurologo e gli addetti di Nemo si occupavano di pazienti e sofferenze, non di convenzioni. E poi leggiamo ancora: in Sicilia il turismo viaggia sui binari, aumentano i collegamenti estivi, Taormina e la costa ionica, Cefalù, la linea Sant'Agata di Militello. Questo per la viabilità, ma intanto c'è anche un riferimento al ponte questa mattina. La faglia, i satelliti e i piloni del ponte, gli strumenti di Copernicus confermano i movimenti di quella frattura che provocò il sisma del 1908. Lo stretto, già tutto previsto, parla la società ovviamente, dai progettisti l'esperto, l'opera più sicura in caso di terremoti. E adesso invece, come anticipato, ci occupiamo di calcio, perché intanto c'è attesa a Catania, sarà una notte di passione per continuare a sognare la semifinale per la Serie B, rossazzurri l'ennesima rincorsa, Irpini favoriti per avere chiuso al secondo posto la stagione regolare. Il tecnico Zeoli prepara una gabbia per Patierno, che è il giocatore insomma più pericoloso, ma vedete c'è l'assalto al Massimino, chiamiamolo così, ancora in 20.000, una difficile rincorsa lunga 24 ore, chiusi alle 17 punti vendita in provincia. In serata è riaperto il circuito online per acquistare i tagliandi, si prospettano 20.000 persone. Per quanto riguarda il Palermo, leggiamo dalle pagine interne invece di Repubblica: il Venezia gela il Barbera, adesso per i rosanero la corsa si fa in salita. Ieri sera dunque 1-0 per i lagunari, inutile la pressione della squadra di Mignani, si decide tutto venerdì al Penso. E io, per quanto riguarda la rassegna stampa regionale, mi fermo qui. D'accordo, fra poco quella nazionale. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, è il momento della rassegna stampa nazionale, la parola a Angelo Gagliano. Allora, stamattina sui quotidiani nazionali già abbiamo intravisto quali sono i temi in qualche modo, perché certo la morte del presidente iraniano, vedete sul Corriere della Sera con una foto notizia, Raisi è morto, l'Iran diviso fra lutto e proteste, e poi c'è la richiesta di arresto per Netanyahu, i capi di Hamas, l'AIA, il procuratore parla di crimini contro l'umanità, e nelle pagine interne vedete quelle che possono essere state le cause dell'incidente: meteo avverso, guasto e dubbi sullo schianto in Iran, recuperato il corpo del presidente Raisi, domani funerale a Teheran, il 28 giugno ci sarà il voto. E poi sempre su Corriere, il rebus Khamenei, guida suprema per caso, che ha spalancato le porte al potere del Pasdaran, lo chiamavano Sheikh Kalasek, già 6 anni, cioè 6 anni di scuola, quindi significa non ha studiato moltissimo da questo punto di vista, no? Poi lo stesso tema viene ripreso anche da Repubblica: Raisi trovato morto nell'elicottero caduto, Teheran incidente, elezioni tra un mese, ucciso nello schianto anche il ministro degli esteri. Mosca dice perdiamo cari amici, questo è il commento che arriva da Mosca, ma un po' tutto i quotidiani. Vedete l'ultimo viaggio di Raisi, scrive ad esempio La Stampa: trovato il corpo carbonizzato sulle montagne, un guasto all'elicottero, paese in lutto ma l'opposizione festeggia, gli Stati Uniti le mani sporche di sangue. Questo è il commento che arriva dall'altra parte dell'oceano. E per quanto riguarda sempre le vicende legate stavolta però al Medio Oriente,
sul Corriere si legge: mandato di arresto per Netanyahu, Gallant è leader di Hamas, procuratore Khan si rivolge alla Corte dell'Aia per i crimini di guerra contro l'umanità. E leggiamo ancora: l'indignazione riunisce Israele, Biden decisione oltraggiosa. Questo è il commento del Presidente degli Stati Uniti. Netanyahu e Sinwar, criminali di guerra, l'AIA, il procuratore chiede il loro arresto, questo su le pagine interne di Repubblica, che poi aggiunge: da Putin a Milosevic a al-Bashir, quando all'AIA si processa la storia. Ma la riflessione, vedete, arriva dalla Stampa: arrestate Netanyahu e tutti i capi di Hamas per crimini contro l'umanità. Ma vedete ancora la rabbia di Biden. Sul Messaggero invece: crimini di guerra, l'AIA vuole arrestare Bibi e i capi di Hamas. Lo stesso Messaggero: molti mandati di cattura, nessun leader in manette. Questo è quello che si legge sul Messaggero. Abbiamo, diciamo, inquadrato quelle che sono le notizie principali, le due più significative. Adesso le altre notizie del giorno sulle prime pagine nazionali. Direi di leggere intanto Avvenire, che ha un titolo completamente diverso rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso. Sposati e con 2 figli, il desiderio dei ragazzi. Una ricerca dell'Istat sugli 11-19 anni, il futuro è incerto e le condizioni economiche incidono. Tutti italiani subito. Anche la riflessione che viene fatta a proposito probabilmente della cittadinanza. Per gli hub in Albania, a proposito dei migranti, c'è il rinvio nel prossimo autunno. E anche qui si legge però: l'AIA arrestate Netanyahu, una vergogna per Israele. Poi ancora il Fatto Quotidiano, che ha un'apertura assolutamente diversa rispetto a quello che abbiamo visto su tutti gli altri quotidiani e che vedremo. Elezioni: Fratelli d'Italia e il PD spendono 3 milioni e Renzi 1,5 per sé. Questo fra parentesi ovviamente quello che scrive il Fatto Quotidiano. Una spilettata a Renzi. Esatto. Forza Italia circa 500.000 euro, marchette delle destre su salva casa e balneari. Questo insomma stamattina è piuttosto duro e pungente il Fatto Quotidiano. Poi c'è l'Unità e vedete due titoli come sempre: arrestate Netanyahu, nessuna idea migliore, e la guerra a chi l'arresta. Questo è non è male questo titolo. Esattamente. E poi Raisi: in Iran non contava nulla. Questo perché non sono le cariche istituzionali ma quelle religiose. È la guida, diciamo, religiosa del paese. Che effettivamente contano. Poi c'è il Riformista. Ultimo, i giovani italiani, un attimo, eccolo qui, i giovani italiani e l'isola che non c'è più, una riflessione da leggere. Sergio Talamo che scrive, il cantautore ultimo non è proprio l'ultimo dei chiacchieroni da bar, insomma una riflessione piuttosto anche lunga, si ha la possibilità, se si ha voglia, c'è tempo per poter leggere. Il bivio della storia, eccolo qui invece l'altro titolo: la morte di Raisi e la richiesta di arresto per Bibi, è l'alba di un nuovo mondo, questo scrive il Riformista questa mattina. Poi il Manifesto, foto notizia, capo d'accusa è il titolo: nessuno può agire impunemente, la procura della Corte Generale Internazionale vuole arrestare il premier israeliano Netanyahu e il ministro Gallant per sterminio e carestia a Gaza. È la prima volta, stessa richiesta contro 3 capi di Hamas per la strage del 7 di ottobre. Cade l'elicottero, 3 morti, c'è Raisi. E leggiamo ancora le altre notizie sempre dalle prime pagine. Vedete, il Medio Oriente trema, quello che scrive Repubblica: Israele e Gaza, il PM dell'AIA, arrestate Netanyahu e Sinwar, Iran, il dopo Raisi e Mokber, Teheran ora è in bilico. Queste, diciamo, le cose più significative. Poi ci sono un paio di notizie, una su tutte. C'è un caso: neonato morto su nave da crociera, è stata arrestata la mamma. All'interno poi ci sono le notizie da approfondire. Sulla Stampa di Torino vedete
le altre notizie, perché ora Teheran diventerà più feroce, questo è un approfondimento geopolitico, il governo nega lo sbarco ai baby migranti malati, si parla di diritti, e poi ancora il Fondo Monetario Internazionale striglia l'Italia, debito troppo alto, in pensione più tardi e basta con i bonus, insomma bisogna allungare l'età lavorativa prima di andare in quiescenza, in pensione. E poi per quanto riguarda la fotonotizia, vedete qui c'è l'abbraccio tra Thiago Motta e Montero, orgoglio Ju, è finita 3-3 ieri sera la partita al Dall'Ala. Il Sole 24 Ore con i titoli di carattere economico e non solo, il piano casa, la mappa degli interventi, la mini sanatoria, allo studio le ultime limature per il decreto atteso in Consiglio dei Ministri venerdì. Salvini: non è un condono, i professionisti utili a sanare piccoli abusi, ma c'è dell'altro. Stamattina vedete la Corte dell'Aia, il procuratore PM chiede l'arresto di Netanyahu e i dirigenti di Hamas, poi l'Iran, la morte di Aisa alimenta tensioni ma il regime fa blocco. E poi vedete questa fotonotizia che è eloquente, una corsa senza freni dell'oro, nuovo record a $2.452 l'oncia, ovviamente perché si paga così, questo insomma l'unità di misura. E poi c'è una classifica, la classifica degli stipendi nella pubblica amministrazione, Palazzo Chigi e Authority staccano tutti, questo è quello che si scrive. Le crisi aziendali, in 27 casi lo Stato diventa azionista, il costo sale a 275 milioni. E poi gli altri quotidiani con il Giornale, Fisco finisce l'era delle maxi multe, le novità del salva casa, arrivano dunque altre notizie. E ancora l'inchiesta di Genova, usano Toti per fermare la diga, quell'Italia dei no a prescindere, lotta continua alle grandi opere, così il Giornale. E poi la fotografia che spiega il sistema emiliano per vedere le due inchieste da una parte e dall'altra, indagini, indagati e inquirenti, tutti insieme praticamente in questa fotografia, così almeno scrive. Poi ancora la politica di Bruxelles ha abdicato agli algoritmi, Gentiloni smentisce le favole di Conte sul PNRR. E ancora sempre dalle prime pagine, anche qui Gentiloni, siamo sulla verità, smonta le balle di Giuseppi, lo scontro per la supremazia nel centrosinistra entra nel vivo. Altre prime pagine, altri approfondimenti, siamo sul Libero, beatificazione in corso, sinistra sotto Saris, i compagni vogliono proiettare l'effigie dell'anarchica sul Campidoglio, intanto il padre in campagna elettorale se la prende con il governo italiano. E poi ancora la vergogna dell'Aia, i tagliagole di Hamas equiparati a Israele, arrestate Netanyahu, sempre il nuovo volto del regime, l'Iran dopo Raisi finisce all'uomo che arma i russi, questo è quello che scrive stamattina Libero. E poi ci mancava solo il partito di Soumahoro, escluso da Fratoianni e Bonelli, lancia Italia Plurale, un nuovo movimento, un nuovo partito politico. Siamo sul Tempo di Roma. Shock a Roma, stuprata in gira scolastica sulla nave da crociera, violenza in alto mare, la studentessa 19enne attratta in cabina e poi abusata a turno da 3 ventenni francesi. Questo è gravissimo. Questa è una bruttissima storia. E poi l'altra notizia, i gay fanno zanzana alla Schlein, da Grillini a Pezzana fino a Marrazzo, per la comunità LGBT qui a votare la destra non è più un tabù. Questo è riportato dal Tempo. Abbiamo anche l'Osservatore Romano, gesti di dialogo per aprire porte di pace, il cristiano si rende allo Spirito Santo e non alla forza del mondo. Il pontefice celebra la messa di Pentecoste e alla Regina Coeli lancia anche un nuovo appello per Ucraina e anche per la Terra Santa. L'ultimo titolo, siamo sulla Nazione di Firenze.
l'Iran non cambia, questa è la foto che mette in evidenza quanto avviene in queste ore nel paese islamico. Il presidente Reisi è morto, il regime schianto per un guasto, una svolta a Teheran, resteranno gli ultraconservatori. E ci fermiamo qui per la rassegna stampa. Adesso diamo un'occhiata al tempo con il meteo e subito dopo parleremo di come cambia la decontribuzione a sud, cioè gli sconti fiscali per le aziende che assumono. Vedremo un po' i dettagli. State con noi, buongiorno Sicilia, a più tardi. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con tempo ancora instabile al centro-nord, fenomeni localmente intensi a carattere temporalesco, ma con tendenza a miglioramento nella seconda parte del giorno inizierà a farsi strada qualche timida schiarita a partire dal nord-ovest. Meglio invece sulle regioni meridionali con sole prevalente, sole infatti assoluto protagonista anche sulla Sicilia, salvo per un po' di variabilità sui settori settentrionali della regione, ma senza precipitazioni. Le temperature massime saranno intorno ai 26-27 gradi, con clima mite gradevole nelle ore centrali. Nel corso della giornata di mercoledì ancora sole prevalente, salvo per qualche velatura di tanto in tanto, ma solo in transito, i venti in graduale attenuazione, mare infatti con moto ondoso in diminuzione. Le temperature massime saranno ancora intorno ai 26-27 gradi, in rialzo con punte anche di 28-29 gradi. Dettagli maggiori in merito come sempre sull'app di Trebi Meteo. Buongiorno Sicilia, abbiamo un ospite, Stefania Scoglio, che è responsabile delle pari opportunità dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro. Dobbiamo parlare di come cambia o addirittura si esaurisce in parte la decontribuzione al sud, cioè si avvicina la fine di un esonero contributivo di circa il 30% per dipendente, è così? Esatto, innanzitutto cos'è la decontribuzione sud? È una misura contributiva che è stata varata durante la legge di bilancio del 2021 ed è servita, già parliamo in fase di conclusione, esattamente, ed è servita per in qualche modo governare la crisi lavorativa post-Covid dell'occupabilità. Nella realtà questa misura doveva rimanere in piedi dal 2020 al 2029 attraverso una decontribuzione del 30% per il primo periodo, il 20% a scalare sino all'ultimo triennio del 10%. E poi perché così ci siamo pentiti? Non ci siamo pentiti, stavolta direttore non è un problema dell'Italia, del governo italiano. E chi è il responsabile? È la Comunità Economica Europea, perché è una misura che chiaramente è subordinata al sì finale conclusivo della Comunità Economica Europea. Lanciamo un attimo, vediamo, mi conferma i risultati che aveva dato questa decontribuzione che ora sarà modificata. Vediamo se ho i dati giusti, cioè ne hanno beneficiato quasi 1,5 milioni di rapporti di lavoro, il che significa 1.300.000 assunzioni con un incremento del 6% rispetto all'anno precedente, che era il 2022. Quindi assunzioni e costo del lavoro inferiore, che valeva circa 3 miliardi,3. È una bella cifra, assolutamente. Il problema in cui ci impattiamo però cos'è? Non è, credo, la conclusione di un periodo che comunque è stato utile per gli imprenditori del settore privato, perché ricordiamoci che questa misura è fruibile dagli imprenditori privati, certo. Quindi non il lavoro pubblico, non i consorzi, non altre dimensioni, né gli enti ecclesiastici, che pure onestamente in questo periodo avrebbero maggiore bisogno. Ecco, ma l'Europa cosa propone? Come vorrebbe sostituirla? Nella realtà sta proponendo una serie di misure per la gestione del lavoro che sono più aperte verso la autoimprenditorialità. E proprio oggi il giornale Sicilia, a pagina 15, effettivamente conferma questo trend. Nella realtà la Comunità Economica Europea sta prediligendo nelle sue scelte l'impegno al credito d'imposta, allo Zeus unità. In ogni caso un margine di spiraglio c'è, perché questa misura di decontribuzione sarà in qualche modo riproposta nel decreto coesione,
le cui linee guida ancora non sono oggettivamente chiare, lo vedremo a breve, rispetto a quello che è l'occupabilità. Onestamente i consulenti del lavoro non abbiamo fatto altro che in questi 30 anni, sinceramente, di urlare una necessità oggettiva che non è la scoperta dell'uovo di Colombo, bensì un problema oggettivo di costo del lavoro, prendendo spunto da tutti i paesi più industrializzati al dato oggettivo, cioè, sostanzialmente. La questione molto semplicemente è questa: favorire l'occupazione, in particolare dei giovani, delle donne e del Sud, esatto, attraverso sgravi fiscali. Esatto. Ora, le due misure che sono in arrivo, vediamo se lei me le conferma, hanno nomi misteriosi e sono anche affascinanti. Uno è bonus ZES unica, l'altro è il resto al sud 2.0, che è più interessante perché il resto al sud sappiamo quanta gente invece va via. Ci vuole spiegare un po' che cos'è? Sono entrambi, direttore, due misure che favoriscono l'autoimprenditorialità. Sono molto diciamo positiva in questo, perché ne abbiamo bisogno, perché soprattutto in Sicilia, nel nostro territorio, in effetti c'è una nuova ondata, una nuova maggiore occupabilità, ma su tutti questi numeri c'è comunque una intersecazione di fattori molto importanti, soprattutto perché il dato principale: non abbiamo delle vere strutture che favoriscono la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sostanzialmente. Quindi da un deficit governativo e pubblico praticamente c'è la necessità oggettiva di avere dignità, e la dignità nella società l'abbiamo attraverso il lavoro, quindi come siamo bravi a fare al sud, ci auto reinventiamo qualcosa, e quindi l'impresa. Grazie a queste misure siamo favoriti, perché queste misure impegnano, aiutano, tra l'altro alcune ho visto che hanno introdotto nuovamente delle misure che avevamo negli anni 90, che sono una parte di fondo perduto, quindi favoriscono l'acquisizione di immobili piuttosto che terreni, piuttosto che favoriscono il rispetto all'ambiente, quindi la green economy, il digitale. Il bonus ZES unica, leggo, prevede un esonero contributivo totale a favore dei datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti e impiegano lavoratori e lavoratrici con più di 35 anni e disoccupati da almeno 2 anni. È così? Sì, peccato, sembra però importante. Sembra importante, sì. Non lo è. Non lo è, perché è sempre il solito specchietto delle allodole. Meglio di niente, però, ce lo prendiamo. Meglio chiaramente, ce lo prendiamo. Però lo specchietto delle allodole perché? Perché queste misure che oggi ci sono, domani è complicato metterle in pratica, perché ricordiamoci che al di là della legge e della norma poi devono tradursi in un'operatività. Questa operatività passa dall'INPS, perché sono degli sgravi che vengono defiscalizzati, quindi portati in diminuzione di un costo del lavoro che già l'imprenditore paga attraverso l'F24, dopo la dichiarazione dell'Uniemens, che è la dichiarazione delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori, e chiaramente si tratta appunto di impossibilità per il datore di lavoro privato di poter fare una programmazione corretta, e quindi anche una scelta del tipo di lavoro dei dipendenti. Quindi in sede di colloquio non sa mai quel lavoratore cosa gli costa, quante unità a confronto può ingaggiare. E comunque la platea è più ristretta, si restringe, il numero di persone a cui si potrebbe praticare la decontribuzione. Resta al Sud 2.0 invece? Resta al Sud è una misura di gestione autoimprenditoriale, favorisce l'impiego e il lavoro soprattutto per le donne, ma anche per i giovani. Questa diversificazione si traduce anche nella misura, quindi ci sono diversi importi stanziati per le donne e per i giovani, riguarda appunto l'acquisizione di immobili, ma anche di terreni, degli investimenti sul digitale e anche sull'innovazione, e anche una parte favorisce il rispetto tant'è che tante misure sono state stanziate e si stanno spendendo verso una nuova zootecnica, verso un
meno fruizione di turismo e anche una riscoperta delle domeniche del settore agricolo in modo diverso. Beh, ma in teoria, mi scusi, mi sembrano tutte cose positive. Cos'è che non va allora? Non va l'impossibilità di programmare in modo serio e corretto. Non siamo dei nostalgici, ma noi come categoria ci siamo trovati bene, i numeri ci hanno dato ragione, con la legge 407 del 90 che prevedeva uno sgravio triennale nelle misure del 100% per le nostre terre del Mezzogiorno. C'era possibilità di programmare, ricordiamoci che è una legge che è rimasta in piedi per 30 anni, quindi non è ma lì era possibile fare una programmazione, una corretta scelta, c'era una stabilità di lavoro, in modo molto semplice riuscivamo a far emergere il nero, perché il costo del lavoro è pesante. Mediamente un lavoratore che riceve 1.000 euro di stipendio al datore di lavoro costa quasi 2.000 euro, quasi il doppio, quindi l'incidenza è notevole. Ma perché poi si è dissolta questa cosa? È perché cambiando governo cambiano le scelte, è una coperta di Linus. Questo nazionale o Europa? Nazionale, questa era proprio tutta nostra, il governo Renzi ha deciso di metterla in soffitto. Perché è costosa? Assolutamente sì. Però ragioniamo sempre in termini di bilancio, ma facendo i conti a posteriori, perché i conti poi si fanno nel lungo periodo, non mi pare tanto che fosse stata così poco utile al Paese, perché oggettivamente ci ha messo nella condizione di non sperperare denaro, è stato confluito verso un reale mantenimento del costo del lavoro e non li abbiamo sprecati con i NEET, con la formazione professionale che per certi anni abbiamo dato così. Io sono positiva perché adesso con i corsi di formazione che si stanno facendo c'è una sana tendenza, ma anche il Ministero, anche la Ministra nelle sue scelte sicuramente non facili, da portare in campo, in tante sfumature tecniche chiaramente, mi rendo conto che prova in tutti i modi a dare delle boccate di ossigeno. Che cosa ci vorrebbe per chiudere in una battuta come dire, o una modifica che potrebbe essere secondo lei? Assolutamente sì, coraggio e diminuire il costo del lavoro. Fa paura ovviamente ed è questo un problema di mettersi d'accordo, però ci vuole coraggio, togliamoli da qualche parte e sicuramente non ce la facciamo a mantenere. Diminuire il costo del lavoro in Italia? In Italia, sì. Quindi questo va fatto secondo dal governo italiano, secondo me sì, anche per non mandare via, perché poi ci sono una serie di effetti a caduta, potremmo parlarne all'infinito, per evitare di questi giorni Stellantis ha praticamente subito l'ennesima sanzione perché la Topolino l'ha fatta costruire fuori ed è stata, cioè, ma di cosa parliamo? Allora, se te lo dicono i grandi industriali, è un fatto reale. Che il costo del lavoro è il problema. Esattamente. Benissimo, grazie a Stefania Scoglio per averci spiegato, almeno aiutato a comprendere quello che spesso per noi è un po' confuso e poco chiaro. Importante è questo tema del costo del lavoro che bisognerà assolutamente affrontare o a Roma o a Bruxelles. Entrambi servono. Entrambi, brava, entrambi servono. Adesso noi facciamo una breve pausa e dopo parleremo di FAI e legalità per la Sicilia. È importante perché è venuta la Commissione Antimafia, la Presidente della Commissione Antimafia è stata in 2 località ieri, ha incontrato la Federazione Antiracket Italiana, che è un altro problemone grosso che riguarda anche in particolare la nostra regione. State con noi, buongiorno Sicilia, fra pochissimo. Sicilia abbiamo un ospite, Paolo Terranova, che è il presidente FAI Sicilia, che è la Federazione Antiracket Italiana, che è benemerita perché si vuole occupare e si occupa della questione del racket, del pizzo, della tangente che vessa continuamente gli imprenditori, rispetto alla quale poi c'è una risposta forse non sempre all'altezza, e vuole sensibilizzare su questi temi
anche e soprattutto gli studenti e poi naturalmente l'intera società. Ieri ci sono stati 2 importanti convegni, uno a Vittoria e l'altro a Niscemi. Ce ne vuole parlare? Esatto, ieri abbiamo avuto l'onore di avere il Presidente della Commissione parlamentare antimafia, l'onorevole Colosimo, la quale ha incontrato gli studenti dell'Istituto Fermi di Vittoria, insieme al senatore Sallemi, che fa parte sempre della Commissione parlamentare, e una serie di autorità. Avevamo il commissario prefettizio, la dottoressa Nicolò e il prefetto di Ragusa, con tutte le autorità. È stato un incontro costruttivo perché i ragazzi sono stati coinvolti con delle domande e siamo riusciti a seminare qualcosa di positivo nei ragazzi di quarta e quinta. Quindi abbastanza grandi in grado, sì, grandi in grado di capire, pronti ad andare poi nel mercato del lavoro e quindi probabilmente scontrarsi con queste realtà. Invece nel pomeriggio Niscemi. Sì, a Niscemi siamo stati nel Museo Civico, sempre con il Presidente Colosimo. In questo caso è venuta la senatrice Rando, perché è di Niscemi, che fa parte della Commissione parlamentare antimafia, e abbiamo avuto anche l'onore di avere il saluto del senatore Provenzano, che sempre fa parte della Commissione parlamentare antimafia. Ecco, lì c'è un tema particolare che avete affrontato nel pomeriggio, con denunciare si può, è vero? Una solidarietà a chi in questo momento sta vivendo una situazione difficile. Esattamente. Il pomeriggio è stato più un incontro con la cittadinanza di Niscemi e con i commercianti e imprenditori di Niscemi, perché lì si correva il rischio di tornare indietro di 30 anni nella lotta contro il racket, perché per la prima volta dopo 30 anni la mafia era in grado aveva intenzione di uccidere 3 imprenditori di Niscemi, i fratelli Lionti, i quali 10 anni prima avevano denunciato i loro estortori. Questo capomafia esce dal carcere dopo 10 anni, il primo pensiero che ha è quello di eliminare fisicamente i 3 imprenditori, ed è una cosa che non si vedeva appunto da 30 anni, perché normalmente non paghi, ti distruggo l'attività, ti faccio un atto vandalico e mi fermo alle cose materiali. In questo caso proprio era questa l'intenzione. Dalle carte si legge, ieri il procuratore De Luca e il procuratore aggiunto della DDA Condorelli, che erano presenti e hanno preso parola, hanno proprio spiegato come grazie alla loro attività di indagine sono riusciti ad arrestare i killer che erano pronti già a pistola in mano per uccidere uno dei 3 fratelli. È pazzesco. Adesso questa che stiamo vedendo, abbiamo visto anche un attimo fa, è una pagina del quotidiano La Sicilia di oggi, dove vi ritrae, tra l'altro fa un po' una sintesi perfetta, Antimafia Nazionale accanto a voi, cioè la federazione anti-racket italiana, i boss non ci hanno mai fatto paura. Complimenti, perché veramente grazie a questa vostra iniziativa, a questa vostra presenza, a questa vostra solidarietà, aiutate le forze di polizia a, come dire, smantellare questo ritorno veramente inquietante della violenza, a cui noi ci siamo un po' disabituati, e abbiamo fatto male a disabituarci, perché addirittura in altre zone della nostra regione le forze di polizia raccontano, e abbiamo anche le intercettazioni dei commercianti eccetera eccetera, che hanno rapporti incredibili con quelli che gli chiedono il pizzo, gli chiedono il racket, si danno del tu, gli dicono a disposizione, io mi voglio mettere a posto, tutte queste cose qua, che sono il segno di un decadimento culturale. Cioè uno dice vabbè, ma gli do 500 euro al mese, che sarà mai con tutto il fatturato che c'ho io? Ed è gravissimo, no? Sì, esattamente. Purtroppo il numero delle denunce per le estorsioni sta diminuendo e si vede un po' in tutta la Sicilia che questo è dovuto anche a una sorta di convenienza da parte di chi paga il pizzo. Preferisco pagare per non avere ulteriori problemi, preferisco pagare per avere un maggior controllo del territorio da parte loro, per eliminare l'eventuale concorrenza, per recuperare dei crediti che non riesco più a procurare, e quindi si viene a creare una sorta di convivenza e commistione con chi
chiede i soldi. E quindi anche quando di fronte a delle intercettazioni l'imprenditore nega. Noi siamo a Palermo, la nostra intenzione è quella di costituirci parte civile al processo che la Procura di Palermo sta per intendere contro gli imprenditori che nelle intercettazioni hanno pagato, si capisce benissimo che hanno pagato l'estorsione, ma che non intendono denunziare il proprio estortore. Questo perché la Procura di Palermo, l'abbiamo anche raccontato qui al telegiornale, ha tirato fuori una cosa importantissima, dice: ah, tu non vuoi denunciare, e allora io ti denuncio te per favoreggiamento. Esattamente. Che è una cosa che non si era mai vista prima, che però è uno stimolo, naturalmente, non è che vuole essere una cosa cattiva, è uno stimolo per far capire che bisogna denunciare. D'altra parte a Catania, diciamolo subito, la nuova presidente della Confindustria Busi, appena insediata, l'abbiamo trasmesso noi, ha detto: non scherziamo, il pizzo non si paga e bisogna denunciare, a differenza di quanto era capitato. Però volevo sottolineare ancora, tornando un momento con lei sulla vicenda di ieri, che non dobbiamo dimenticare, anche se tutta questa atmosfera che viene fuori dalle intercettazioni, quasi di familiarità, di solidarietà amichevole, cioè in realtà poi questi sono gente che minaccia, come in questo caso, che è stato risolto per fortuna grazie al vostro intervento e delle forze di polizia, naturalmente, per chi viveva minacciato di morte lì. Sì, esattamente. Sono stati minacciati di morte loro, ma proprio appunto, ripeto, con i killer arrestati, e minacciato. E la cosa assurda, dalle intercettazioni poi si sente: non riusciamo, il capo mafia niscemese dice: non siamo riusciti a farli fuori, non è un problema, uccideremo la mamma, così colpendo una avremo colpito tutti e tre. Mamma mia. Proprio una violenza criminale che raramente si trovava negli ultimi anni. E quindi questo è molto importante, perché non dimentichiamo che come dire, quando uno parla di mafia, dice colletti bianchi, adesso pensano agli affari, sì, ma la rivoltella ce l'hanno sempre, sempre sotto la giacca. No, infatti anche il procuratore De Luca lo diceva, la mafia è anche nei colletti bianchi, la mafia è anche in borsa, ma non dimentica mai il controllo del territorio, perché il pagamento del pizzo è comunque un controllo del territorio, e vuol dire che la famiglia mafiosa ha il controllo di ogni singolo negozio, di ogni singola via, e qualsiasi cosa succede bisogna rivolgersi comunque a loro per risolvere il problema. Per chiudere, è molto eloquente ciò che lei ha detto, quali sono le zone nella nostra regione dove più forte è la resistenza e invece più forte è, come dire, il cedimento? Diciamo che dove sono presenti delle associazioni anti-racket, lì il peso della delinquenza, soprattutto per quanto riguarda le estorsioni, è diminuito. Se prendo l'esempio di Capodorlando, dove è nata più di 30 anni fa la prima associazione anti-racket, che è appunto della FAE, l'ACIO, lì il fenomeno del racket e dell'usura è quasi scomparso. È ovvio, dove si è assenti, dove non si è presenti, purtroppo lì è più facile trovare un aumento del fenomeno estorsivo. Sicuramente la provincia di Caltanissetta è notevolmente problematica, non soltanto Caltanissetta città, dove per fortuna abbiamo degli imprenditori edili che stanno denunciando, che si sono avvicinati a noi, ma anche il niscemese, Gela, è molto problematica, ma così anche le grandi città, perché magari non se ne parla, non sono così violenti, ma indubbiamente Catania, Ragusa, dove provincia di Ragusa ha il PIL più alto del sud Italia e quindi girano molti soldi, Vittoria stessa fa molto gola ai mafiosi, e quindi sicuramente lì si annidano delle sacche di delinquenza da estirpare. Molto importante questa radiografia sintetica che ha fatto. Per chiudere, qual è la vostra prossima iniziativa? Noi ora ci concentreremo dopodomani per le manifestazioni riguardo l'anniversario di Giovanni Falcone, della morte di Giovanni Falcone, di sua moglie e tutta quanta la scorta. Ci stiamo preparando per altre manifestazioni, soprattutto in provincia di Caltanissetta e Siracusa. Speriamo che venga ancora la Presidente della Commissione
parlamentare antimafia che dà un grande sostegno a noi e alla lotta contro il racket e l'usura. Grazie, complimenti a Paolo Terranova. Grazie. E alla FAI Sicilia, alla FAI, la Federazione Anti-Racket Italiana, che fa veramente un lavoro estremamente importante, che ci hanno appena squadernato e che, come dire, non deve essere sottovalutato da nessuno, a nostro modesto avviso. Adesso facciamo una breve pausa e poi parleremo di estate, però estate inclusiva, cioè cercheremo di vedere dove e come questo si potrà realizzare. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, abbiamo due ospiti, Agostino Sella che è responsabile dell'iniziativa Tourability per l'estate inclusiva e Andrea Failoni che è direttore di uno stabilimento balneare alla playa di Catania, si chiama Lido Sable Salé. Allora, che cos'è questo progetto Tourability? Tourability è un progetto che prevede di infrastrutturare 10 spiagge nella Sicilia, 5 sul litorale della playa di Catania e 5 sul litorale di Mondello, per diciamo, eliminare le barriere architettoniche. I disabili, soprattutto i disabili motori, potranno direttamente arrivare sulla spiaggia. Quindi il progetto, che è un progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri della Regione Siciliana, permetterà di mettere passerelle, fornirà i lidi di carrozzine, ci saranno delle postazioni specifiche per i disabili. Compreso parcheggio? Compreso naturalmente tutti i lidi, parcheggio eccetera, e poi in servizi igienici. Mi permetto di entrare nei dettagli perché insomma sono cose che tante volte invece noi dovrebbero essere scontate, però spesso non lo sono. Voi per esempio siete già pronti, attrezzati al Lido Sable Salé? Allora, tutti gli stabilimenti balneari già dai primi anni 90 sono fruibili per i diversamente abili in ottemperanza con quella che è la normativa dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Chiaramente questo progetto ci consente di rendere ancora più confortevoli le nostre strutture e chiaramente è volto a includere ancora meglio gli ospiti di questa speciale categoria, che chiaramente possono così meglio fruire dell'ambiente marino e della balneazione. Ma volevo parlare di una cosa, ha detto è finanziato, un progetto finanziato dalla Regione? Dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Siciliana. E gli utenti devono pagare, perché come poi il problema anche per diciamo, i non disabili diventano i costi degli stabilimenti, che sono, molti si lamentano che sono molto alti. Lì com'è? Ma è chiaro che i disabili hanno una corsia preferenziale. Noi ad esempio gestiamo la Colonia Don Bosco, che è diciamo, un sito che da anni accoglie disabili, bambini eccetera. È chiaro che le persone normali pagano una quota, i disabili hanno una corsia preferenziale. Peraltro in due lidi in particolare, il lido a Mondello, il lido Mia e la Colonia Don Bosco a Catania, alla Colonia Don Bosco stiamo realizzando un parco inclusivo per disabili, un parco diciamo avventura inclusivo, quindi sarà possibile anche per chi diciamo, ha delle disabilità poter affrontare anche i percorsi del parco inclusivo. Lo inaugureremo a giugno ed è un parco unico in Sicilia che permetterà ai disabili di poter fare una serie di attività che prima non potevano fare. È affascinante quello che dice, vediamo se ho intuito bene. In che consiste? Consiste che ci sono dei percorsi con la carrozzina che si possono fare e quindi diciamo, alcuni disabili a seconda delle disabilità verranno imbragati e quindi ci saranno le carrucole, possono diciamo, passare da un albero all'altro. Anche con la carrozzina è possibile attraverso una carrucola passare da un albero all'altro, quindi ci sono dei percorsi che hanno delle difficoltà crescenti a seconda delle disabilità, per cui anche i disabili si possono avventurare. Alla Colonia Don Bosco a Catania a giugno inaugureremo e sicuramente inviteremo la vostra redazione. Verremo con molto piacere. E voi avete organizzato qualcosa di simile a Sable Salé? Allora, diciamo che gli spazi sono nettamente diversi. La Colonia Don Bosco ha la fortuna di godere di una grandissima superficie che gli ha consentito questa progettualità. Certo. Chiaramente noi siamo una struttura molto più piccola, ci avviciniamo alle dimensioni di Mondello come realtà balnearia, anche se su Catania dobbiamo riconoscere ci sono tante strutture di grande dimensione. Non abbiamo avuto l'opportunità di svolgere questo bellissimo progetto, ma è stata una grande occasione invece per partecipare
a Tourability, che come già accennato da Agostino è un progetto patrocinato sia dalla Regione Siciliana che dal Ministero, e che ci dà questa grandissima occasione di attrezzarci con tutta la strumentazione di cui ha parlato Agostino, ma anche di attività laboratoriali e formative che integrano tutto questo progetto inclusivo. Per esempio verranno svolti dei laboratori specifici da un'associazione atta a questo, che consentirà di fare delle attività in inclusione col resto degli ospiti all'interno delle strutture balneari, specifiche appunto in base alle disabilità degli ospiti che verranno. Quindi diciamo la progettualità è inclusiva a tutto tondo, non si limita soltanto a un problema meramente fisico, ma si concentra di accesso fisico, ma realmente è un'idea di mare per tutti con tutti. Bello. E come avete fatto a coordinarvi con gli stabilimenti di Mondello? È bello anche questo. Sì, l'obiettivo è quello di avere 2 poli in Sicilia, che sono i 2 grandi litorali, cioè Mondello e La Playa, in cui ci sono 10 lidi che hanno questo bollino di Tourability, che aderiscono ad una carta, la chiamiamo Tourability Chart, e quindi devono avere una serie di condizioni per permettere ai disabili di poter usufruire, diciamo, del mare. E c'è stata disponibilità, penso. Assolutamente sì, noi abbiamo fatto delle manifestazioni di interesse, abbiamo scelto 5 lidi a Catania e 5 lidi a Palermo, sono stati anche di più le persone, i lidi che hanno partecipato, ma ne abbiamo dovuti scegliere 10. Li avete selezionati? Li abbiamo selezionati in relazione alle caratteristiche. Loro hanno avranno loro un bollino con la segnaletica tutta legata al brand Tourability, perché l'obiettivo è quello di, come dire, tra virgolette, vendere la Sicilia sapendo che ci sono 2 poli che hanno una serie di spiagge che sono adeguate ai disabili. Quindi è necessaria anche un'opera di promozione? Assolutamente sì. Ma anche sulla rete, come la fate? Intanto c'è un sito internet che si chiama Tourability. Quindi sito internet Tourability, Tour scritto Tourability, ci sono poi naturalmente i canali social, da adesso in poi verrà sempre più implementato anche con l'avvio della stagione. Abbiamo iPress, che è una agenzia di comunicazione che ci segue e che promuove il progetto, per cui l'obiettivo è che riusciamo a promuovere la Sicilia e tutti i lidi che vogliono aderire al progetto Tourability. Molto positivo. Leggo che ci sono anche dei tirocini e voi siete dentro questo? Ci saranno 30 tirocini? Assolutamente. Il progetto Tourability, come avevamo accennato, oltre alle attività laboratoriali, prevede anche l'aspetto formativo. I tirocini sono volti a inserire all'interno dello staff, chiaramente con un operatore che si occuperà della formazione, di personale diversamente abile, sempre in quell'ottica che mai dobbiamo dimenticare di un percorso integrativo all'interno della spiaggia, ma a questo punto anche dell'operatività del lavoro. E quando si apre la stagione, quando comincia anche per Tourability? Allora, noi apriremo la campagna abbonamenti l'8 giugno, ma se il clima ci fa la cortesia di... Che è sempre un po' strano. Che ormai è bizzarro. Non si capisce mai. Non si capisce più. Potremmo anche pensare di aprire l'1 e il 2 giugno, e su Playa già molte strutture hanno addirittura aperto in queste settimane di maggio, sempre col rischio del tempo. Quindi diciamo che massimo 8 giugno dovrebbe esserci. 8 giugno ci siamo tutti. Tutti con... Noi un po' dopo, perché stiamo finendo i lavori proprio sul parco inclusivo, quindi saremo intorno al 12-15 giugno dovremmo aprire. E le informazioni per gli stabilimenti aperti si trovano sempre sul sito Tourability. Sul sito Tourability. Complimenti, veramente, grazie per essere stati con noi. Bocca al lupo per le belle iniziative, speriamo di poterle raccontare nel corso dell'estate da parte di chi ne usufruisce, che è la cosa più importante. Adesso facciamo una breve pausa, è venuto il momento del nostro almanacco. Se siete abituati a volare e vi state chiedendo quale sia il miglior posto su un aereo, gli esperti consigliano di sedersi vicino alle ali, in quanto queste sono le parti più stabili dell'aereo e garantiscono una maggiore sicurezza. Evitate invece i posti vicino al bagno e ai motori, poiché sono le zone più rumorose. Vi siete mai chiesti da dove provenga l'espressione a piece of cake? Beh, questa espressione inglese significa che qualcosa è facilissimo da fare ed è simile all'italiano: è un gioco da ragazzi, è una passeggiata, facile come rubare le caramelle ad un bambino.
Ma sapete da dove deriva? Ci sono diverse teorie, alcuni la fanno risalire alla Royal Air Force, dove veniva utilizzata per indicare una missione facile da compiere. Altri invece la collegano alle competizioni del XIX secolo, dove le torte venivano assegnate come premi durante una danza nota proprio come cakewalk. Chi vinceva riceveva un pezzo di torta come premio. Ed eccoci di nuovo in diretta, buongiorno Sicilia. Allora, diamo un'occhiata ancora ai quotidiani, Angelo? Sì, allora andiamo a vedere sui quotidiani alcune altre notizie. Intanto ce n'è una che riguarda la sanità, ma è una sanità che ci porta non solo in Italia ma anche all'estero. E vediamo di che si tratta? Vediamo di capire. Intanto, in Italia morire d'ospedale. Aia. Questo è il titolo, emergenza salute, ogni anno 11.000 decessi per infezioni contratte in corsia, 2.000 si potrebbero evitare con una maggiore pulizia. E poi abbiamo uno scandalo che è tutto inglese, scandalo del sangue infetto a Londra, il giorno della vergogna, almeno 3.000 vittime a causa di trasfusioni senza controlli negli anni 70, 80 e 90. 3.000 morti. La commissione d'inchiesta e i governi hanno nascosto la verità e Sunak si scusa. Ti credo. Allora, è adesso il momento di collegarci con Marco Amato per dare un'occhiata alle stelle, ai temi più leggeri. Lì si capisce anche perché ce l'hai scritto per dire quello che sta bevendo, dice così non ci possono essere dubbi, vero Marco? Ciao. Buongiorno Michele, buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Allora, caffè, dopo il caffè che c'è? Dopo il caffè, che è il buon inizio per una sana giornata, sana e cosciente giornata, oggi vi volevo parlare del perché ho affermato per mesi che il Capricorno non ha problemi e va benissimo zodiacalmente, prendendo ad esempio proprio una Capricorno che ha ottenuto una magnifica vittoria. Infatti vi volevo raccontare di Sara Toscano, che è la vincitrice della 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Ebbene, un trionfo per questa giovanissima cantante, ma proprio giovanissima, che sta assolutamente ottenendo un enorme successo con la sua qualità, il suo essere molto telegenica e il suo essere molto dotata per la canzone. Infatti i suoi primi singoli sono stati assolutamente molto graditi e adesso addirittura non solo ha vinto, ma avrà anche un corso a New York che fa parte appunto di questa vittoria eclatante. E Capricorno, vi racconto che zodiacalmente nascono già maturi, già forti, già pronti fin dalla più giovane età a prendere in mano delle responsabilità grandissime, quindi la prova di maturità data è assolutamente coerente con i dettami del segno, ma quello che rende un Capricorno vittorioso in questo momento zodiacale è proprio la sua enorme capacità di avvalersi di Giove. Sono gli ultimi giorni di Giove in Toro, quindi i segni di terra hanno avuto modo in quest'ultimo anno di sistemare tutta una serie di cose. Giove è pianeta di grandezza, Giove è pianeta di fama, di successo, di abbondanza, e quindi la cornucopia dell'abbondanza che è tipica di questa configurazione è assolutamente a favore dei segni di terra, più di tutti il Capricorno, perché è l'unico che non forma aspetti negativi con tutto il resto dei pianeti. Quindi bravi Capricorno, in bocca al lupo a questo e a 100 altri successi, viva, sia a Sara che a tutte le schiere di Capricorno in ascolto. Oggi una misteriosa luna e Scorpione nel cielo, per cui va benissimo sia ai segni d'acqua che a quelli di terra, in particolare la Vergine e i pesci, che hanno una posizione di trigono molto interessante data questa posizione, ma ancora una volta i Capricorno trionfano perché è un abile sestile quello che li regola. Quindi Toro, Vergine e Capricorno oggi riescono a sistemare tante faccende legate all'immagine di se stessi e all'affermazione di se stessi nel lavoro e nelle cose pratiche, mentre invece gli Acqua trovano
invece una dialettica nuova per parlare di sentimenti, soprattutto appunto Cancro e Scorpione. I pesci invece godono di benefici su cui hanno lavorato parecchio e a lungo e avranno delle risposte positive oggi in questa giornata, un feed decisamente positivo da tutto quello e tutti quelli in cui hanno investito. Parliamo invece dei fuoco e degli aria. I fuoco oggi con questa luna d'acqua non si trovano molto bene, in particolare il Leone, che deve sempre stare attento a non essere troppo indelicato negli ambienti in cui si muove, forse perché per adesso è impegnato in una fase di recupero di se stesso. Non altrettanto i Sagittario, che hanno una luna molto emotiva, mentre invece le Ariete si trovano distanti, distaccati e un po' confusi oggi. Un po' più confuso tra tutti è l'Acquario, proprio perché riceve questa luna per i segni d'aria in quadratura, quindi oggi un Acquario un po' nervoso, un Acquario oggi che probabilmente dovrà faticare per farsi comprendere, mentre invece i Gemelli hanno sempre tutta una serie di sospetti e diffidenze, per adesso un pochino complicate, ma il Sole che è appena entrato nei vostri gradi vi aiuterà a fare chiarezza. E per ultimi i Bilancia, che hanno questa splendida luna in seconda casa, per cui i Bilancia oggi dovranno sistemare qualche faccenda legata all'economia e al luogo dove decidono di abitare o di vivere. E detto questo, signori, vi auguro una splendida giornata e un ottimo caffè. Ottimo caffè davvero, anche perché lo sottolinea la parola stessa che si vede impressa nella tua bella tazzina. Ciao, grazie e buona giornata. Allora, noi invece facciamo un salto nel tempo, come al solito in finale di trasmissione. Andiamo al 21 maggio, che è questa la data di oggi, però del 1904, quando viene fondata a Parigi la FIFA. Angelo sa tutto della FIFA, con il compito di organizzare le manifestazioni intercontinentali di calcio. Fra queste la più importante, il campionato del mondo, no? che premia con il trofeo della Coppa del Mondo. Tutto questo nasce nel 1904 a Parigi con la FIFA. 1920, 21 maggio, il pilota americano Charles Lindbergh atterra a Parigi dopo la prima trasvolata atlantica senza scali e il mondo lo accoglie da eroe. Il suo piccolo aereo, modificato appositamente, è così carico di carburante che a stento riesce a superare gli alberi di fine pista, ma raggiunge la meta dopo ben 33 ore. Il 21 maggio del 72 la Pietà di Michelangelo viene presa a martellata e danneggiata, stiamo vedendo, molto seriamente da Laszlo Toth, un geologo australiano che è riuscito ad eludere la sorveglianza. L'autore dello sfregio, riconosciuto infermo di mente, non verrà incriminato ma internato in manicomio per 2 anni e poi rimpatriato in Australia. Speriamo che non torni poi. La prima rockstar straniera in assoluto alla quale è stato permesso di esibirsi dal vivo a Leningrado, va bene, che oggi è come si chiama? Vabbè, non mi viene in mente. Elton John. E lo vedete lì che suona il 21 maggio del 79, il cantante inglese segna un precedente per l'industria musicale. Non era mai stato concesso a nessun cantante o gruppo occidentale di entrare in Unione Sovietica prima di questo giorno. Vi ricordo che siamo nel 1979 e l'Unione Sovietica si dissolverà nel 91, quindi ha suonato nel pieno del regime comunista. Un 21 maggio 2002 i Carabinieri diventano la 4ª forza armata accanto a Esercito, Marina e Aeronautica, anche se sull'ordine pubblico rimarranno alle dipendenze del Ministero degli Interni, quindi non rispondono al Ministero della Difesa ma al Ministero degli Interni. 21 maggio del 2005 in un parco di divertimenti a Jackson, siamo nel New Jersey, aprono le più alte montagne russe del mondo, nonché la seconda più veloce mai costruita. I vagoni raggiungono la velocità, pensate, di 206 km/h in appena 3 secondi e la torre principale raggiunge un'altezza di 139 metri. Perfetto, allora il voto di memoria è San Pietroburgo, naturalmente la Leningrado di oggi. Chiedo scusa a tutti quelli che viaggiano e che conoscono queste località bellissime della Russia di oggi. Allora, torniamo a noi. 21 maggio del 1985 nasce Marco Carta, eccolo qua, cantante sardo, inizia la sua carriera nel 2008, partecipa e ottiene la vittoria al talent show di Amici di Maria De Filippi,
L'anno dopo, cioè il 2009, raggiunge definitivamente il successo grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo, culmine con il primo posto della classifica della Kermesse, dove presenta La Forza Mia, probabilmente il suo brano più conosciuto, ed è la canzone che ascoltiamo oggi e con la quale vi salutiamo, vi auguriamo una magnifica giornata, naturalmente dandovi appuntamento a domani. Marco Carta, La Forza Mia. A domani.